Marcello Veneziano qui ad Agrigento alla Biblioteca Lucchesiana per presentare la nuova fatica editoriale L'amore necessario. Sì, L'amore necessario è un libro dedicato ai vari gradi dell'amore. L'amore è considerato come la forza che muove il mondo, quindi non soltanto l'amore di coppia, ma anche tutte le espressioni dell'amore. Quindi è un viaggio nell'amore con un filo conduttore preciso, cioè che viviamo nell'epoca del disamore, nonostante la retorica abbondante che ci pervade a proposito dell'amore, e invece abbiamo bisogno di questa energia originaria, primordiale, che ci permette di costruire, di aprirci, di darci agli altri attraverso la gratuità, attraverso l'oltrepassamento del proprio io. Quindi è un viaggio di pensiero, di letteratura, di riflessioni sulla vita come viene attraverso le tue contraddizioni. Cosa l'ha ispirata a scrivere questo libro? Mi ha ispirato un lungo itinerario polemico nei confronti della società presente, dopo il quale mi sono chiesto: ma da dove dobbiamo ripartire per ricostruire, per ritrovare traccia di un pensiero positivo? E allora la riflessione è caduta sull'amore, perché l'amore è l'unica forza che costruisce e non soltanto, riempie la vita della sua passione. E quindi quello è stato il primo movente che mi ha portato a scrivere questo. L'amore, anche perché siamo in un momento dove purtroppo c'è tanto odio e tanta guerra nel mondo. Sì, quello diciamo che accompagna l'umanità da sempre. L'amore è l'antagonista non solo dell'odio, ma oggi soprattutto dell'indifferenza, che è una forma di apatia, di incapacità di avere vere passioni e di sentirsi in qualche modo impegnati e coinvolti in un progetto. Quindi amare vuol dire questo. Riscontri questo più nei giovani o nelle persone adulte? No, ognuno ha un tipo di disamore diverso, cioè gli anziani perché sono delusi da quello che è accaduto nella vita, i giovani perché non sono stati in qualche modo educati all'amore e quindi vivono soltanto attraverso un'esperienza narcisista di amor proprio. Ecco, una ragione in più per leggerlo. Ma è un libro che forse ti fa riscoprire il piacere di essere al mondo, cioè il piacere di amare la vita, perché io sostengo che al di là di tutti gli amori che noi incontriamo nella vita, la premessa è amare la vita, cioè amare la quotidianità, svegliarsi con il piacere del giorno, cioè avere in fondo il piacere di essere al mondo. Don Angelo Chillura, continuano gli incontri con l'autore in una stagione intensa di attività culturale da parte della biblioteca? La biblioteca continua a svolgere la funzione sua naturale di promuovere il territorio attraverso queste iniziative che aiutano l'uomo a riflettere, a conoscere meglio la sua identità e la sua missione. E questa sera la Biblioteca Lucchesiana ospita Marcello Veneziani, un'iniziativa promossa e coordinata da Roberto Burcoreri, a cui va la mia grande gratitudine proprio per questo impegno grande che lui ha avuto nel pigliare i contatti e poi tutto quello che è collegato a questa iniziativa. Ecco, sentiamolo. Sì, l'evento di oggi con Marcello Veneziani fa parte di un percorso iniziato con Don Angelo nel 2022 con Pietrangelo Buttafuoco, proseguito con Giovanna Giordano l'anno scorso, una scrittrice siciliana candidata al Nobel nel 2020, e che oggi ci porta un altro grande protagonista del dibattito culturale italiano, Marcello Veneziani. La Biblioteca Lucchesiana è un riferimento sacro per gli amanti della cultura e in particolare dei libri. Io come consulente letterario usiamo pure come il Tempio della Conoscenza, lo chiamiamo, per i nostri percorsi alla strada degli scrittori sui luoghi di Pirandello, quindi il nostro obiettivo è quello che questi eventi possano dare sempre un maggiore risalto sia alla Biblioteca Lucchesiana ma anche tutto il centro storico, farlo rivalutare in più e avvicinarlo il più possibile alla grande conoscenza che ha la Valle dei Templi nel mondo. La presentazione dell'ultimo saggio di Marcello Veneziani, che è un libro che si può leggere per capitoli. Sono delle straordinarie epifanie di pensiero che raccontano l'amore declinato in numerosissime prospettive, partendo dal pensiero degli antichi. Anzi, dirò di più, è come se il pensiero degli antichi oggi assumesse una straordinaria modernità.
ed è proprio da questo orizzonte culturale così ampio che è possibile raccontare questo sentimento, che probabilmente proprio perché è così abusato anche linguisticamente abbiamo finito per falsificare e per rendere, diciamo, romanticamente un elemento che forse poco ha a che vedere invece con il modo in cui è stato raccontato e scritto. Questo libro di Veneziani credo che metta da questo punto di vista dia una prospettiva nuova, ed è un volume anche utile per poter pensare anche diversamente il nostro tempo presente, che tanto si confronta con l'amore ma da cui spesso non trae il necessario beneficio.